canale YouTube della pagina del Volley Veneto Venatus, ben trovati in questa terza giornata di campionato, in questa trasferta di Cornuda, dove il Volley Veneto cerca di mantenere la prima posizione conquistata dopo la terza giornata di campionato a 9 punti, a pari e punti con il Bassano, a seguire proprio Cornuda a 7 punti, quindi una partita veramente intesa questa sera per la capolista. Vediamo il percorso delle due squadre del mondo finora. Allora Cornuda vittoria per 3-4 la prima giornata di nella seconda giornata di campionato Cornuda ha vinto contro Sefamo 3-0 in casa del Sefamo, mentre il Volley Veneto ha vinto in casa dell'Astra Volley per 1-3. Nella terza giornata di campionato Cornuda ha perso 3-2 contro Olimpo, mentre il Volley Veneto ha vinto 3-0 contro Sefamo. La classifica, come dicevamo, vede al primo posto il Volley Veneto a pari punti con Bassano e al terzo posto seguire proprio Cornuda. Prima che inizi il match vi do i nomi delle due formazioni, dei roster. Naturalmente non ho ancora di starting six, partiamo proprio dalla squadra di casa con il numero 1 Riccardo Vettoretti, con il numero 2 Alberto Rampin, con il numero 3 Ivan Forner, con il numero 4 Matteo Bontorin, con il numero 5 Francesco Loat, con il numero 6 Luca Noal, con il numero 7 Tommaso Merlo, con il numero 8 Ermanno Pedin, con il numero 9 Marco Noal, con il numero 10 Thomas Codato, con il numero 11 Bertolo Michael, con il numero 14 Dalla Rosa Nicolò e a chiudere Porcellato Tommaso con il numero 15. Risponde alla formazione del Volley Veneto Venatus con il numero 1 Nicolò Mottarano, con il numero 2 Luca Bertini, con il numero 4 Filippo Garrò, con il numero 5 Marco Bedinazzi, con il numero 6 con il numero 8 Edoardo Soprali, ma stanno entrando con il numero 9 Cristian Di Agostini, con il numero 10 Ivan Zivelonghi, con il numero 11 Michele Viola, con il numero 12 Mazzola Tommaso, con il numero 13 Tommaso Albriu, con il numero 14 Sasha Tarocco, con il numero 16 Gatti Davide. Le due squadre stanno entrando in campo per il saluto con la tifoseria. Buona pallavolo a tutti. Noi naturalmente saremo qua in diretta a raccontarvi le gesta dei nostri ragazzi che in occhio allo stato di sicurezza delle due formazioni. Vediamo se mister Adriano Fino continuerà a mantenere la stessa formazione che vede nelle zone centrali del campo capitano Di Agostini e il numero 13 Tommaso Albrivo, al palleggio Filippo Garrò in opposizione a Davide De Giorgio, mentre i due schiacciatori in teoria sarebbero Sasha Tarocco e il numero 12 Tommaso Mazzola. Però è una nostra supposizione, non abbiamo ancora visto le squadre in campo. E in attesa anche della squadra di Cornuda, vediamo chi metterà in campo, chi saranno i primi 6 giocatori che entreranno in campo. Mi ero dimenticato libero naturalmente Michele Viola. Come avevo previsto, quindi sì, tutti quanti i giocatori che avevano. Vediamo invece chi scenderà in campo per la formazione di Cornuda.
Nella formazione di Cornuda ci sono il numero 4 Bontorin Matteo, con il numero 8 Bedin Ermano, con il numero 7 Tommaso Merlo, con il numero 14 Dalla Rosa Nicolò, con il numero 10 Codato Thomas, con il numero 11, se non ho visto male, Michael Bertolo. Libero il numero 1 Riccardo Bertoletti. È entrato anche il numero 5, allora forse ho sbagliato io a guardare. Il numero 5 è Francesco Novacco. Al servizio Tommaso Mazzola. Buona la ricezione di palla fuori. 1-0 per la squadra ospite, nelle zone centrali del campo la squadra di Cornuda butta fuori il pallone, quindi 1-0 per l'ospite. E ancora Mazzola che esce dai 9 metri con il suo tiro di servizio. Ancora buona ricezione. Il brigo di De Giorgio non trattiene il pallone, perfetto equilibrio, pareggio. Buona ricezione di Mazzola, possibilità di attacco di De Giorgio. Il posto del Volley Veneto porta 2 punti per la squadra ospite. Esce Michele Viola ed entra Capitano De Agostini e il numero 13, il centrale Tommaso Brigo al servizio. Attacco nelle zone centrali del campo, 2 pari, perfetto equilibrio in questo inizio di secondo set, di primo set, scusate. Al servizio il giocatore numero 5 Francesco Novacco. Michele Viola, Garrò, ancora De Giorgio. Il bagger del giocatore numero 10 Thomas Codato non riesce a trattenere il pallone in campo. Ancora avanti di un punto la formazione ospite 3-2 e proprio l'autore della schiacciata Davide De Giorgio che si appresta al suo servizio nel posto del Benatus in flot. Buona la indicazione del libero del Cornuda, possibilità non trattiene, non mette bene le mani al muro sull'attacco in posto 4 della formazione di fallo. No, 4-2, allora si è entrato, non l'avevo visto se il pallone era entrato o meno. De Giorgio è servizio ancora. Dello schiacciatore nella formazione della squadra di casa che porta a 3 punti contro i 4 del Volley Veneto. L'arbitro ha chiamato fuori il pallone dell'attacco in pipe, quindi 5. Ancora la formazione del Volley Veneto al servizio, il numero 14 Sasha Tarocco. Grande muro sull'attacco in posto 2 della formazione di Cornuda. La squadra ospite cerca di allungare 6-3. Ancora Tarocco al servizio.
4. Dalla Rosa al servizio. Mazzola. Nato sul tacco sbagliato di Cristian D'Agostini. Poi nella successiva azione abbiamo dovuto dare una free ball. 6-5. Si riavvicinano i padroni di casa, sono riusciti ad eliminare 2 dei 3 punti che avevano di differenza. Bella azione da una parte e dall'altra. E la chiude Mazzola da 8-4 in diagonale. Al servizio Cristian D'Agostini. Buona la ricezione di Cornuda che passa nella zona centrale. Come giocatore Francesco Loato. Al servizio Michael Bertolo. La rolla appoggia dall'altra parte. Ecco pari. L'attacco del giocatore numero 10 Thomas Codato, che per quanto mi riguarda al momento è forse il giocatore più influente della sua formazione. Al servizio ancora Michael Bertolo. Perfetto equilibrio all'inizio del primo set. Palla rete di Michael Bertolo, che ha cercato di forzare con la battuta al salto e mandando Filippo Garrò al servizio. Il palleggiatore regista del Volley Veneto numero 11 nel posto Michael Bertolo. È a segno perché il muro di Albrigo va a toccare l'asticella. 8 pari. Al servizio provato Michele Viola. Verrò diagonale da posto 2. Mette un pallone su un bugger che non riescono a trattenere i giocatori del Cornuda. 9-8. Ritorna Mazzola al servizio. Il schiacciatore del Volley Veneto mette in difficoltà la ricezione avversaria per appoggiare il pallone, la palla ancora nel campo di Cornuda, la possibilità di attacco. Loato sull'attacco potente di sotto rimette un perfetto equilibrio delle due formazioni. Siamo su 9 pari. Al servizio va il giocatore numero 7 Tommaso Merlo, centrale della formazione del Cornuda. Questa volta però intelligentemente sul muro schierato mette giù un pallonetto che beffa i giocatori di Cornuda che non riescono a trattenere il pallone abbastanza facile. Al servizio quindi andrà Tommaso Albrigo sul 10-9.
del giocatore numero 8, Ermanno Bedin, è dichiarato fuori senza tocco a muro dell'arbitro, che poi va a parlare con il capitano, il giocatore numero 10, Thomas Sodato, per le proteste del giocatore numero 8 dopo il colpo che aveva fatto. Al servizio ancora Tommaso Albrigo. Ancora Cornuda l'attacco, ancora Milan 2, ancora la palla nel campo di Cornuda, cambio di direzione, palla fuori, 9 a 12, errore in attacco, secondo errore consecutivo in attacco della formazione di casa, 9 a 12, rispondono a meno 3, vediamo, viene chiamata la richiesta di rotazione da parte dei giocatori di Cornuda. Ancora Tommaso Albrigo al servizio. Ancora il flot, buona la ricezione di Cornuda con la possibilità di attaccare. Per il flot, col tocco a muro di Santo Palazzo, 10 a 12, l'attacco del giocatore numero 11 questa volta è efficace. Al servizio del giocatore numero 5, Francesco Lovato. Palla fuori, 13 a 10. Errore in ricezione di Cornuda, time out, che è dalla panchina della squadra di casa. La formazione del Valle Veneto è avanti di 4 punti nel primo set, 10 a 14. Ancora 30 secondi e ricominceremo a vederli giocare. Ritornano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto dalla panchina di casa. Davide De Giorgio al servizio. La palla ancora nel campo di Cornuda. 11-10. Sostituzione in pista nella formazione di Cornuda. Vediamo chi esce il giocatore numero 11, Michael Berg, l'opposto, ed entra probabilmente l'altro giocatore che il giocatore numero 6, Luca Noai, cerca di cambiare qualcosa alla panchina dei padroni di casa. 10 a 15. 10 a 16. Non buona la ricezione della formazione di Cornuda, che permette a Certo Salotto di buttare subito il pallone dall'altra parte. Ancora De Giorgio al servizio.
16. Al servizio Cornuda. Recuperano 2 punti giocatori dei padroni di casa di Cornuda. Ancora servizio al numero 8 Ermano Benito. La palla cade sulla rete. Al servizio il gol del campo del gol Veneto. Attacco di gioco efficace da parte 2, 12 a 18. Ancora Sasha Carocco al servizio. Palla molto alta, questa volta non forza, buona la riflessione del Cornuda. L'attacco del giocatore numero 6 Luca Novara va allo scopo del volley Veneto 13-18. Cambio palla al servizio del giocatore numero 14 Nicolò Dalla Rosa, il centrale della formazione di casa che si appresta al suo servizio. Ancora Garò Sasha Carocco che si spiega sulla rete e ancora servizio del centrale Dalla Rosa di Colotti che nel suo turno di partita ha già recuperato 2 punti. Del 15-18, errore questa volta del volley Veneto che regala un altro punto alla formazione di Cornuda. 15-18, ancora il numero 14 Dalla Rosa che praticamente ha dimezzato la differenza di punti. Carocco, Garrò con un pipe 15-19, una palla da poco che la difesa di Cornuda si è vista ultraparata. Sostituzione entra Marco Bellinazzi nel turno di servizio del capitano Di Agostino. Quindi c'è 19. Più 4 per la formazione ospite del volley Veneto. Palla corta, buona la ricezione, ma ancora la palla nel campo. Una chiamata, una vince del vecchio Fabio, del suo palleggio sotto approssimativo che regala il più 5 alla formazione del volley Veneto. Ancora Marco Bellinazzi al servizio. La palla ancora nel campo di Cornuda. La
palla Simone del stiamo schivando l'ambiente G e portando in squadra almeno 4 20 il giocatore, lo schiacciatore della formazione di Cornuda mette giù il pallone, concedendo al giocatore Luca Noal di uscire dal campo per il suo servizio. Non l'abbiamo ancora visto servire, quindi vediamo se battuta al calcio minuto 21. Al servizio Filippo Garrone. Il palleggiatore del Valle mette una palla molto difficile che comunque deve gestire sul 1-2. Il pallone 16-22, molto attento De Giorgio. Time out, sempre della partita di Cornuda, 30 secondi di pausa. Allora sei contento che diciamo. Domani dovete vincere anche voi, e 16-22 ancora tutto, però al servizio sono rientrato in campo dopo il secondo time out. Questo dalla panchina della formazione di Cornuda. Buona la ricezione della scusate. 17-22 è proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri per il servizio. No, ho chiamato l'errore di rotazione. Non ho capito, 17-23 comunque. Tommaso Marcello al servizio, non è la rotazione di Cornuda. Il secondo tocco del palleggiatore della formazione della Cornuda, il giocatore numero 5, Francesco Loatto. Tommaso Brigo lo fa passare il pallone, è il 24-17. Entra il giocatore numero 16 Davide Gatti, che si appresta a giocare il suo servizio. Il giocatore è andato a sostituire l'altro centrale Tommaso Brigo. Centrale per centrale, mister Adriano Finn non vuole dare punti di riferimento alla squadra di Cornuda, quindi cambiando il servizio. Partita flottata, buona la ricezione possibilità del errore del giocatore numero 14 della Rosa.
Finisce il primo set 18-25, 3 minuti di pausa e 1-0 per la squadra ospite del Volley Veneto Bene. Albertini 16-25, vero? 18-25. Sono rientrato in campo nel secondo set della condizione di Codega, porta il vantaggio 1-0 all'inizio del secondo parziale. La squadra di casa, ricordiamo il 18-25, il punteggio del primo set a favore degli ospiti del Volley Veneto Bene. Alla fine il giocatore numero 7 della formazione di casa, Merlo Tommaso, mette in parità le due squadre. È il numero 13 Tommaso al primo servizio,
il centrale della formazione del Volley Veneto Benacus. L'attacco sempre da 74 della formazione di campo, 2-1 per il padrone di campo. Al servizio il giocatore numero 5 Francesco Lovatta. Michele Viola. Partono meglio i giocatori della formazione di campo. Al servizio ancora il palleggiatore della formazione ospite Francesco Lovatta. De Giorgio al servizio, l'opposto della formazione del Volley. Errore in attacco di Riccardo, a volte per il muro, è riuscito a trattenere un po' fortunatamente il pallone, 4-2 per la squadra di casa. Errore nel posto della formazione del Volley Veneto, che finora comunque giocato in grandissima partita. Riesce a essere fermato dal bugger di Riccardo Vettoretti, che era in diagonale, molto potente il pallone di Sasha Tarocco. 4-3 per i padroni di casa, Volley Veneto sotto di un punto. Buona la ricezione, Luca Novai. Cinque a 3. Buona la ricezione, Garrola da De Giorgio. Gli arbitri la penalità di 6 a 3. La formazione ospite è entrata con 4 figli in questo secondo set. La palla torna nel campo del Volley Veneto dopo tentativo d'attacco di Messola. Secondo anno consecutivo nella zona d'attacco per il Volley Veneto e la squadra ospite si porta sul più 4. Un bel attacco, un pipe da 1-2. L'opposto del Volley Veneto porta a -3. Capitano Christian D'Agostino. Il flop con la ricezione, la possibilità di attacco. Il numero 10 che avevamo detto l'ultima partita, Thomas Covato, che è quello che fa più male alla formazione ospite. Al servizio ancora i padroni di casa. 8 dritto per dritto, 8-5, lungo linea, -3.
servizio, buona ricezione di Cornuda, difesa della Valle Veneto, 8-6, un po' questa volta colpevole Cornuda che aveva praticamente festeggiato il punto ancora prima che il pallone toccasse a terra, invece la difesa di Viola e De Giorgio ha permesso a Mazzola di mettere in là il pallone e poi mettere il pallone sulla rete 9-6. E fuori dai 9 metri il giocatore della formazione al nostro parere di Cornuda che finora ha fatto meglio, cioè Thomas Codato. Garrotto, Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Il schiacciatore del volley deve essere pronto al suo servizio. Attacco in diagonale mette in difficoltà gli avversari, c'era riuscito il giocatore numero 6 in Baga Luca Noval, però poi il pallone è andato a toccare il soffitto, permettendo alla formazione di casa di andare a -1 in questo secondo set. Carotto la foto dall'altra parte. Viene chiamata invasione del giocatore numero 13 Albrigo Tommaso. Al servizio il giocatore numero 7 Tommaso Merlo, il centrale della formazione di Cornuda. Non ha portato fuori il errore del volley Veneto, ancora più 3 per gli ospiti, per i padroni di casa, scusate gli ospiti erano arrivati a -1, ma 2 errori consecutivi, prima un'invasione di Albrigo e poi una palla di Neis. Albrigo, è un attacco da forza quarta, molto potente, 15-9. Albrigo al servizio il centrale del volley Veneto. Non è riuscito a trattenere un pallone che sembrava facile. Il giocatore numero 10 Codato l'ha trattenuto con te. 11-10, se l'ha visto sfuggire dalle mani. Ancora Albrigo al servizio. Dieci pari. 11-10, -1 per la formazione del volley Veneto. E cercano di riavvicinarsi gli ospiti della formazione Benacenza. Buona riflessione in Baga. 11 pari. 12-11, scusate perché stavo guardando il tabellone,
probabilmente c'era stata della confusione, adesso siamo giusti, 12-11, avanti di un punto la formazione del volley Veneto. Al servizio il palleggiatore della formazione di Cornuda, Francesco Lovato. Il pallone a Sasha Carrozzo che da posto 4 mette giù un bel diagonale, colpevole anche questa volta a nostro parere la difesa di Cornuda, che si è trovata in importanza che il pallone ha giocato abbastanza in maniera difficile ma ha messo giù un bel diagonale e loro non sono riusciti ad intervenire. De Giorgio al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco. Il volley Veneto 12-14. Ancora De Giorgio al servizio. Sembra essersi fermata un pochino la spinta, sono ritornati gli errori di metà del primo set dalla parte di Cornuda sulla ricezione molto difficoltosa. Ora la ricezione, il palleggio la butta di corto piatto. Il non so se sia in 13-14. Ancora equilibrio e parità. Verona aveva cercato la formazione veronese di mettere avanti la testa, non c'è riuscita. 14 pari. Ancora la formazione di Cornuda la possibilità di un bel attacco una veloce del centrale capitano della formazione di formazione ottica, permette alla squadra del volley Veneto di portarsi sul più 1 e mandando al servizio Sasha Carrozzo. Luca Leon Stick, una palla invitante 14-16. Allora che può costare caro quando si associa Tarocca al servizio, avrebbero potuto interrompere il servizio molto potente di Sasha Tarocca. Del giocatore numero 6 Luca Noal mette la palla del meno 1, bella azione. Cornuda al servizio 15-16.
qui una bellissima palla, 15-17, e concede agli ospiti di andare sul +2 e di mandare fuori dai 9 metri il capitano Cristian De Agostini, il centrale della formazione del volley. Meno 2, tirato 16-17. Al servizio, Michele Viola, Garrò, il mani fuori sul muro spostato del giocatore numero 10, Curato Thomas, e porta ancora più la squadra oltre. Un altro bel attacco di De Giorgio, che questa sera sta giocando molto bene. Filippo Garrò al servizio. Il numero 6 Luca Novale su una palla palleggiata dal giocatore numero 5 Francesco Loatta, non proprio perfetto. 16-19, chiamano i padroni di casa, chiamano 30 secondi di pausa. a 19 con la formazione di 3 punti nelle fasi finali del set, cerca a lungo la squadra ospite. Ancora Filippo Garrò al servizio. Ancora Garrò al servizio con la formazione ospite davanti di 4. Vengono messi molto in difficoltà i ricettori della formazione di Cornuda. Un altro ace per la formazione del volley Veneto. 16-21. Ancora Filippo Garrò al servizio. Abbiamo il palleggiatore che viene da Mantova. La palla ancora nel campo di Cornuda. Sedici a 22. Time out chiesto dalla panchina di Cornuda, che vede allontanarsi sempre di più la formazione del volley Veneto. 30 secondi di pausa.
22 più 6 per la formazione del Volley Veneto, che nelle fasi iniziali del set era stato sotto di 4 punti. Il Tommaso Altrigo porta il 16-23, sembra un po' aver perso adesso lo smalto, i giocatori di Cornuda sembrano aver un po' lasciato andare il set, erano avanti di 4 punti all'inizio della parziale, poi un grande ritorno di fiamma nella rotazione del servizio di Tommaso Altrigo e con dei bellissimi attacchi di tutte le nostre bocche di fuoco siamo riusciti a portare avanti il set. Ancora Muro, non passano per il momento i giocatori di Albrigo sbaglia un pallone facilissimo. 17-23. Al servizio la squadra di Cornuda con il giocatore numero 10 Thomas Codato. Garrò la palla nel campo di Cornuda. Vediamo se mister Adriano Finca andrà a calmare. Al momento si è solo alzato dalla panchina, non sembra intenzionato a una posto di Mazzola è efficace, 18-24. Tutte molto brave questa sera i nostri attaccanti. Non ce n'è nessuno che quando chiamato in causa da Garrò risponda malamente. È proprio Mazzola è Muro per Mazzola, Mazzola per riesce a recuperare il pallone Garrò. Ed è già anche qui la palla dal 25-18. Come il primo set, il secondo parziale finisce 18-25. Con un Volley Veneto che era stato sotto di 4 punti all'inizio del set. La formazione ospite poi ha recuperato nelle zone centrali del campo con un buon servizio di Tommaso Albrigo e il resto l'hanno fatto tutti gli attaccanti, concedendo ai padroni di casa un altro di non riuscire più a recuperare i palloni, molto difficoltosa la fase di ricezione di Cornuda e ne hanno approfittato i giocatori del Volley Veneto. La conseguenza della fatica nella ricezione naturalmente poi ricade sugli attacchi perché il palleggiatore è sempre staccato da rete e non può dare i palloni che vorrebbe. 2-0, questo è comunque il conto dei set, 18-25, 18-25, 3 minuti di pausa.
Rientrano in campo le due formazioni siamo sul terzo set, ricordiamo il punteggio di 2-0 per la formazione del Volley Veneto, 18-25, 18-25. Il numero 13 Filippo Cittari, scusate, da Tommaso Albrigo. 1-0 per la squadra ospite, dando il padrone di casa con Tommaso Merlo al servizio, il centrale della formazione del Cornuda. Un buon salvataggio dei giocatori del Volley Veneto sul muro avversario, la palla prima di cadere a terra è stata salvata proprio dall'autore del tiro di Giorgio, poi perfezionata dal numero 13 Albrigo e nella fascia di posto 4 mette giù il pallone Sasha Tarocco. Molto attenti i giocatori del Volley Veneto, anche quando vengono murati, molto bene. Ancora Albrigo al servizio, ancora il blocco, un po' in difficoltà la ricezione del Giorgio che l'ha costretto a dare di là il pallone, anche qua un'occasione più. Ancora nel tempo di ancora doppio muro. Questi flot di Albrigo mettono molto in difficoltà la reazione e la formazione di Cornuda. Francesco Novato, non so se volesse indirizzare il pallone di là e fare del pallonetto oppure alzare opposto, invece 3-1. Ancora Tommaso Albrigo al servizio, ancora il flop. Entra Michele Viola al posto naturalmente di Tommaso, il libero della formazione del Volley Veneto, quando il servizio sta andando il numero 5 Francesco Loato, 3-2, quindi 2-3 per il padrone di casa. Michele Viola, Garrò, viene chiamato fuori il pallone del gioco, capitano Di Agostini va a parlare con il primo arbitro. Noi non possiamo vedere il pallone, siamo in una posizione abbastanza stanziata. A nostro parere, visto le proteste della formazione del Volley Veneto, probabilmente era dentro, non lo sapremo mai. Francesco Loato al servizio, 3 pari. Cercato
la linea alla sua sinistra il palleggiatore di Cornuda Francesco Loato, la palla è caduta fuori dal campo. De Giorgio al servizio. Ancora difficoltà nella ricezione. Molto difficile la ricezione di Cornuda. Infatti vedo che il loro allenatore sta parlando con i suoi ragazzi, chiedendo più probabilmente di concentrazione. Ancora De Giorgio. Ma anche non è colpa sua, perché il palleggio di Francesco Loato non è stato preciso, il pallone è molto basso. Time out, questo la panchina di Cornuda in questo inizio di 6 per la formazione del Colle Veneto Magazine, 3-6 per i padroni di casa, sotto già di 3 punti in questo primo time out. Rientrano nel campo le due squadre, ancora De Giorgio, Davide De Giorgio fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora difficoltà nella ricezione del Cornuda che regala un'altra fribola per il giocatore del volley. Al servizio del giocatore numero 8 Medina Armando. Michele Viola, disco Garro prima il pallone troppo basso, come il su in Serena. Gli ospiti si portano almeno uno. Due errori di distrazione della formazione del volley Veneto che c'era per lui a dire avvicinato. Michele Viola, lì questa volta l'attacco di D'Agostini scarica il pallone potentissimo. 7-5, ancora più 2 per la formazione del volley Veneto. Sasha Tarocco al servizio. Aveva cercato di potenziare il suo servizio al servizio giocatore numero 14 Nicola Dalla Rose, centrale della formazione di Michele Viola, Garro. Quindi butta la palla fuori, 7 pali. Recuperato il gap dai giocatori padroni di casa, che erano sotto di 3 punti, erano sul 3-6. Ora siamo sul 7 pali. L'opposto di una lunga linea da 2 a 4, scusate, da 2 a 5. Capitano De Agostini al servizio. Cristian De Agostini, centrale della formazione del volley Veneto. Blocco, ancora un errore di ricezione
con la numero 10 Thomas Conato, in attacco ha dimostrato di essere un giocatore valido, meno in difesa. Il pallone è abbastanza facile flottato. Molto in difficoltà i giocatori di Cornuda nei servizi del volley, 17 più 3, ancora di Agostini. Giocatori in difesa, Thomas Codato con molte difficoltà sui servizi fortunati dei centrali dal volley, 7-11. Time out, questo dalla partita di Cornuda che vede in difficoltà i propri ragazzi, l'allenatore chiama subito il time out, 30 secondi di tempo. Capitano De Agostini è ancora al servizio, rientrano le due formazioni dopo il time out, secondo chiesto dalla formazione di Cornuda. Vediamo se si può ricominciare a giocare. Allora, De Agostini al servizio. Ancora forte del giocatore numero 6 Luca Rossi di volley Veneto. È proprio l'autore del punto, Luca Loai, che si porta fuori dai 9 metri per il suo. Un altro pallone per il Cornuda, 8-13, e mette fuori dai 9 metri il palleggiatore Filippo Carrone. Ancora difficoltà nella ricezione. Per lui dalla debacle della decisione quando c'era il servizio Capitan Cristian De Agostini. Adesso Thomas Conato al servizio. Mette giù il pallone da 8-4 in diagonale, 9-14. Mazzola servizio. Da parte di Ermanno Belì. Naturalmente presi di mira dai
giocatori di Volley Veneto, 9-15. Però Filippo si alza partendo perché aveva cercato di recuperare una pallone giocato dall'attacco centrale della formazione di Cornuda al servizio Tommaso Merlo. La palla nel campo di Cornuda, palla fuori, nessuno tocca il pallone, dietro subito. Sostituzione, entra Gatti al posto di Albrino. Davide Gatti al servizio. Dieci a 16. Tocca nella caduta del muro a settare la rete il giocatore numero 8 Fernando Bedin, concedendo agli ospiti del 17, 10-17, ancora Davide Gatti al servizio. Palleggiatore Francesco Lovato fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Michele Viola, Garro, De Giorgio mette giù un 11-18. Per il Volley Veneto entra Marco Bedinazzi al posto dell'opposto De Giorgio per il suo turno di servizio. Il secondo palleggiatore del Volley Veneto è Felipe Flop, vediamo se misurerà il giocatore numero 8 come hanno fatto gli altri. Vedi. Del giocatore numero 6 Luca Noal, rientra De Giorgio, esce Bellinazzi, 12-18. Più 6 ancora per il Volley Veneto. Viene chiamato il suo capello ancora il giocatore numero 8 Armando Bedin al servizio. A forzare tantissimo Bedin, cerca di recuperare qualche punto, 13-19. Sasha Tarocco al servizio, lo schiacciatore di Volley Veneto fuori dal campo in attesa del fischio dell'arbitro. La ricessione della situazione molto male, non riesce a portare fuori il pallone. 15-19, 14-19. Rientra il
il centrale, il giocatore numero 7 Tommaso Merlo, fuori dal campo dai altro centrale, il giocatore numero 14 Nicolò Della Rosa. Ancora più cerca la formazione del Volley Veneto. È proprio l'autore di questo punto, il centrale del capitano della formazione del Volley Veneto, che esce dal campo. Vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà ancora la ricezione di Cornuda. Abbastanza, perché la palla di Mazzola la porta molto distratta la formazione di Cornuda, perché frangente sul pallone che era stato smorzato dal muro non sono riusciti ad intervenire. 14-21. Capitano De Agostini al servizio, ancora 7 punti di differenza. Aveva cercato il filo di rete e non ci è riuscito a passare, concedendo agli avversari un punto del 15-21 e soprattutto mandando al servizio il giocatore numero 6 Luca Rosa, che ha fatto vedere di avere un ottimo servizio. Dal primo tempo che porta a casa il punto numero 22. Davide Gatti entra anche lui nel tabellino della formazione di Volley Veneto. Ancora Garro al servizio. Ancora in difficoltà la ricezione avversaria. Tommaso Merlo nel muro che aveva cercato di opporsi sull'attacco di Giorgio. 15-23. Ancora invasione del giocatore numero 7 Tommaso Merlo, seconda invasione consecutiva. Ancora Filippo non ha servizio. La palla a 24 con una palla così che ballava sulla rete il giocatore numero 8 Armando Benini porta 17 punti per la sua squadra. Ancora il giocatore trovato Thomas a servizio. A 17 Volley Veneto porta a casa il 17-25, quindi ritorniamo in parziale 18-25, 17-25, Volley Veneto si mantiene primo in classifica con questa vittoria netta contro Cornuda. Buona serata, buon sabato sera e godiamoci questo primo posto.